alla San Frasò. Belli miei saluti a voi. Quante volte avete detto ho sentito questa frase, chi l'ha fatta alla San Frasò? O quante persone conoscete che sono poche alla San Frasò? Ma conoscete il suo significato? E per quanti non lo sanno, beh, vengo e mi spiego. Beh, possiamo dire che è un nuovo appuntamento dell'alfabeto napoletano. E quanto è bella la lingua napoletana! Quanti colori, quanti suoni! Quanto è bello poter dire determinati modi di dire, vocaboli, però molto spesso non sappiamo cosa significa. Ecco, come alla San Frasò. Alla San Frasò è quando una persona l'ha fatta proprio senza genio, quando è arronzata, va, quando l'ha fatta tanto per, e l'ha fatta alla San Frasò, cioè non l'ha fatta bene, l'ha fatta proprio a così. E ci sono proprio delle persone che sono proprio alla San Frasò, chi si è vestuto alla San Frasò, chi è un po' così, e alla San Frasò. E hai capito, ma cosa significa? Giustamente. Alla San Frasò, che ha questo francesismo, no? Alla San Frasò, è proprio perché viene dal francese. Avendo avuto noi francesi, allora abbiamo unito due parole, sans façon, e significa senza maniere. Questo significa proprio quando una persona è alla sans façon. Noi l'abbiamo unite, è alla sans façon. Ce l'abbiamo proprio cagnati connotati. Però viene da questo. Compresa letteralmente cosa significa, che è spicciativo, no? L'ha fatta proprio, o l'hai fatta proprio alla San Frasò. Beh, in quanti altri modi utilizzate su San Frasò? Fatemi sapere nei commenti, logicamente, come sempre, chi più ne sa, più ne metta nei commenti. E se volete sapere qualche parola in particolare, qualche significato, lo andiamo a cercare. Sotto questo video taggate si coincide a qualcuno che è alla San Frasò o che si veste alla San Frasò. Un bacione.